E c'è una miriade di video di gays che fanno Beyoncé, Madonna e Lady Gaga, e poi ce ne sono alcuni, non ho fatto in tempo a portarli, ci sono quelli che fanno la guerra, i fan di Madonna contro quelli di Lady Gaga, che se gli chiedete di fare un discorso serio appunto sui diritti civili non gliene frega nulla, ma se c'è da parlare per difendere Madonna contro Lady Gaga fanno tutto quello che c'è da fare. Poi anche questi gay esistono, poi esistono quelli diciamo che sono contrari ai gay pride. Beh, a proposito di Lady Gaga, diciamo che almeno lei è venuta a Roma l'anno scorso fa, davvero io non ci avrei mai creduto, invece è venuta, e gratis a proposito di persone gay. Dicevo, ci sono varie tipologie di gay, perché poi si pensa, io quando vado, c'è questo problema in Italia, se uno è gay dichiarato in televisione ti chiamano a parlare di qualunque cosa che ha a che fare con un gay, ti chiamano, c'è Salve Repubblica, buongiorno, si è rotto un dito un gay in Australia, può venire a parlare? Ma che gli voglio dire, si fascia il dito, cioè in Italia c'è questa idea che i gay sono sempre... La cosa divertente è quando chiamano e ti dicono di procurargli una certa tipologia, allora bisognerebbe avere un elenco, tipo vogliamo una lesbica nera, grassa, zoppa, incinta. Sì, questa è la con l'inseminazione artificiale. Questa è la televisione in generale, ma sui gay siamo sempre 3 o 4. Ora, a parte che non si rappresenta nessuno se non noi stessi, ma il vero problema è che ce ne sono tanti che non vogliono essere rappresentati, ed è lì la difficoltà, per esempio, a parlare a nome di tutti per, non so, le unioni di fatto. A che punto siamo, Tommaso? Tu che hai fatto un'inchiesta a proposito. Ma siamo in una situazione un po' complicata onestamente, perché abbiamo, vabbè, intanto bisogna dire che Franco Grillini ha fatto ieri una cosa storica, cioè ha fatto in modo che Antonio Di Pietro, come primo segretario di un partito nazionale tradizionale in Italia, firmasse non una dichiarazione come ha fatto Vendola, ma una proposta di legge sul matrimonio gay in Italia, che è depositata alla Camera con tanto di protocollo, e devo dire che questo è un'altra cosa di cui dobbiamo ringraziare lui. Quindi abbiamo questa proposta di legge, però siamo in una situazione di caos, nel senso che nemmeno le associazioni sono unite, non sanno esattamente che cosa vogliono. E io devo dire che l'altra cosa grandissima che è stata fatta proprio da questo village, dal Pride Village di Padova, a Milano, poche settimane fa, quando è stata proposta, e stiamo cercando, e io sono tra i promotori, di raccogliere queste 50.000 firme, e qui c'è dove firmare, dove è stata proposta una proposta di legge che non si chiama matrimonio, ma poi vedremo anche di questa cosa qui, perché siamo arrivati al punto che c'entra la parola, bisogna fare ministro delle pari opportunità, un linguista, un glottologo, perché ci stiamo impiccando sulle parole e non andiamo a vedere cosa c'è scritto dentro le leggi. Questa proposta molto avanzata, sponsorizzata da questi giovani imprenditori bravissimi che già in altri paesi sono riusciti a portare a questa cosa qui, e le associazioni, poi Franco penso che ce lo racconterà benissimo, sono completamente spaccate. Io voglio dire questo, sono spaccate sul nome di questa legge, se dobbiamo chiamarli matrimoni, unioni civili, come dicevi te, chiamateli pure rosibindi, bindiamoci, giovanardiamoci, basta che ci diano tutti i diritti identici, uguali a quelli che hanno gli altri. Quindi io non sono uno che si attacca alle parole. L'altra cosa è questa, secondo me tutto questo caos che c'è è legato a un problema che è nato qualche anno fa. Tu dicevi nel 2000 si è cominciati a tornare indietro, ma perché si è cominciati a tornare indietro? Io me lo sono chiesto un sacco di volte. Poi una volta sono andato a Berlino a parlare col sindaco di Berlino per fare un articolo un anno fa su questo argomento, cercando di capire come il sindaco di Berlino, che io vedevo come il simbolo un po' di quella città che era diventata, come dire, l'Eldorado dell'uguaglianza gay, sono andato da lui e gli ho detto: sindaco, ma come hai fatto a fare Berlino? E ero convinto di trovare uno che mi diceva: sai, ho fatto così, sono contento, abbiamo fatto delle battaglie, abbiamo fatto i Pride. Invece ho trovato un uomo molto combattuto. E perché combattuto? Perché lui mi ha detto: guarda, io combatto con questa contraddizione. Io sono il sindaco della città dell'uguaglianza, dove siamo tutti uguali, lo riconoscono tutti. Ma non sarei il sindaco dell'uguaglianza se non mi fossi battuto per 30 anni per il motivo esattamente opposto, ma per la diversità.
c'è stato un momento in cui la battaglia dei diversi, che proponevano agli altri un modello di società che cambiava tutti, che si rinnovava per noi e per loro, è diventata la battaglia degli uguali. E lui mi ha detto: state attenti, perché in questa battaglia degli uguali stiamo perdendo quell'identità, quel germe di rivoluzione per diventare mimetici, non uguali. E io sono spaventato. E io di fronte a questa frase, detta non da Giovanardi ma dal sindaco di Berlino, mi sono messo a pensare e ho detto: forse noi in questa strada frettolosa ci siamo sganciati di generazione in generazione, ci siamo attaccati a un progetto politico invece che attaccati a noi. Quando lui dice siamo noi che abbiamo cambiato l'Italia, sì, forse siamo noi, ma siamo noi quando siamo riusciti in quel momento a pensare la stessa cosa. Adesso non la pensiamo più la stessa cosa. E lui mi ha detto: io vedo i gay anziani di Berlino che hanno fatto con me queste battaglie lasciati da soli, senza avere più intorno una comunità, poi vedo i giovani gay di Berlino che hanno una bella casa in periferia, hanno il cane e vanno in giro e sono sposati e sono convinti di essere uguali, ma non sono uguali, si sono nascosti lì. E questa è la riflessione che io vorrei fare, perché secondo me tutto questo casino che c'è in Italia c'è per questo motivo qua, perché noi per dire che facciamo la rivoluzione, a volte ci stiamo tirando la zappa sui piedi e ci siamo separati e divisi. Sono d'accordissimo, io non conta che io sia d'accordo, però è vero. Io sulla rivoluzione in Italia ho un'idea un po' che non si potrà mai. Secondo me in Italia la rivoluzione non si farà mai, perché il giorno che si decide di. A parte non so cosa mettermi, non ho un abito da rivoluzione, e soprattutto il giorno che si decide di fare la rivoluzione, dice alle 7 mettono una partita di calcio in televisione, lo diceva il tuo amico Cossiga che è venuto al posto del Papa a Cronache Marcane per cercare di salvare il salvabile di quella cosa del camino. Troppo tardi. E diceva: in Italia le rivoluzioni si fanno soltanto con il consenso dei carabinieri. È vero, ma però una piccola rivoluzione la potremmo fare ognuno di noi. Io sono d'accordo anche con quelli che non vogliono andare ai Pride, a parte quelli che lo dicono perché si vergognano, e dice no, io una baracconata, in realtà si vergognano, mandano avanti gli altri, ma c'è anche chi invece la sua piccola rivoluzione la fa ogni giorno, nell'ufficio, in famiglia, anche quelle sono piccole. Per esempio io ho una mia piccolissima rivoluzione, io detesto la Santanchè, Daniela Santanchè, è proprio una cosa, mi rimane qui come la peperonata. Pensate che io ho solo il suo nome, dovete sapere, quando invitano i personaggi in televisione ti chiedono sempre chi è che non vuoi trovare, io dico sempre la Santanchè, perché viene fuori una vaiazza dentro di me che in confronto non la sopporto. Allora la mia piccola rivoluzione è questa, e lo dico in tutte le serate che io faccio, e lo dirò anche a voi fino a che non mi arrestano. Dovete sapere che Daniela Santanchè ha un figlio di 11 anni, ora 12, delizioso, che non ha niente a che vedere, io non voglio parlare del bambino, però il bambino, secondo me, Dio esiste. Allora, l'ho visto in Kenya, tutti i bambini vestiti da mare, lui con i capelli pettinati, la giacchina, ho detto: questo bambino me lo vedo a Trail Village fra qualche anno, però poverino lui non c'entra nulla. La Santanchè, che non è scema, l'ha mandato a studiare a Londra, cioè via dall'Italia, perché se me lo vedano con quel polsino dentro, piccinino, bambino, me lo rovino. Allora, quello che io vi chiedo, comunque Fabio, aspetta, fammi finire, io vi chiedo questo, chi lo può fare? Capita di incontrarla, magari a me che sono a Roma più di voi, se la incontrate in un aeroporto, in un ristorante, in un negozio, per la strada, in un village, senza aggredirla perché sennò è guerra aperta, ma con molta tranquillità, gli andate incontro, le sorridete, lei è narcisissima, e le fate: tuo figlio è straordinario, e ve ne andate. È la peggiore cosa che gli si può fare, è la peggiore. Vi prego, la stiamo facendo in tutta Italia, a me mi arriva su Facebook, segnalata all'aeroporto di Torino, detta, vista in un negozio di Catania, ha detto. Lei fino a che non scopre che sono io, prima o poi lo scoprirà e mi fa arrestare, è una soddisfazione, no? Un mio amico in un bar a Roma, lei stava prendendo il cappuccino con gli occhiali, sente molto figa lei, lui la guarda e gli fa: buongiorno signora Santanchè, lei, ciao tesoro, suo figlio è gay, non ha nemmeno finito il cappuccino e se n'è andata. Per me è la più grande rivoluzione del mondo, è una piccola rivoluzione ma mi fa impazzire. Se mi aiutate in questo, Di Franco, dicevi? No, che c'era una mia collega parlamentare
particolarmente omofoba e anche un po' antipatica, ma una mezzo sconosciuta, quindi inutile che dica il nome. Allora un giorno mi incontra alla buvette e mi dice: sai, ho un figlio di 16 anni, allora io gli faccio: guarda, non attacca, non vado con i minorenni. E dice: no, ma non volevo dire questo. Dice: ho un po' l'impressione che sia gay. Dico: guarda, le mamme hanno sempre ragione. Noi quello che chiediamo alla fine sono delle famiglie. È inutile, io sono stato a un programma ultimamente con la Meloni e con Fioroni. La Meloni è del PDL, dovrebbe essere il diavolo per me. Fioroni teoricamente PD, quindi io mi sono trovato d'accordo con la Meloni e lei con me, tant'è vero che a un certo punto dice: sono d'accordo con Fabio. Dico: oddio, dove ho sbagliato, che ho fatto? Eppure ragazzi, il PD, la sinistra, quella chiamata, sono talmente indietro, sono tornati a essere la democrazia cristiana e non hanno capito, ed è questo un punto per cui siamo indietro, per cui Alessandro dice: le famiglie sono cambiate, non esiste più la famiglia, nessuno ha niente contro la famiglia, molti di noi sono nati in famiglia dove c'era padre, madre, fratello, niente il contrario, ma esistono altre famiglie, le famose famiglie allargate, le famiglie di genitori divisi. Che problema c'è? Cioè non è che se a me mi vietano di fidanzarmi e di mettermi con uno divento etero, rimango quello che sono, se è quello lo scopo. Le famiglie, esistono vari tipi di famiglie, per esempio quella che adesso ci presenterà la nostra Ape è una famiglia, lei rappresenta la figlia di una famiglia del signor Buttiglione. Prego Ape.